Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Nella puntata di oggi ci dedicheremo alla nostra salute e alla nostra bellezza. Nella prima parte del nostro appuntamento parleremo di una cattivissima abitudine che mette veramente a repentaglio il nostro star bene, ma anche l'essere belli. Parleremo infatti di fumo, ma soprattutto cercheremo di scoprire tutte le nuove possibilità, i nuovi ausili per combattere questo vizio veramente letale. Nella seconda parte poi invece ci concentreremo prettamente sulla nostra estetica e andremo a scoprire tutte le novità della medicina estetica. Allora iniziamo subito a sconfiggere questo vizio del fumo insieme ad Umberto Giordani, presidente di Finnerman Group. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, io l'ho detto già più volte, fumare è una pessima abitudine, non solo per i fumatori, per cui chi ha il vizio della sigaretta, della pipa, del sigaro, ma anche per chi sta intorno. Il fumo passivo è dannosissimo. Tante sono state le proposte di rimedi alternativi, cerotti, cicche, pastiglie, di tutto, ma i fumatori sono stati poco persuasi e così anche chi continua a fare fumo passivo non ha avuto nessun benefit. Da però qualche tempo impazza una nuova soluzione che si chiama e-cigarette, è un dispositivo elettronico che è come una sigaretta. Allora io sarei curiosa di capire da cosa nasce l'idea di una sigaretta finta elettronica e come mai proprio la decisione di mantenere una sigaretta con la sua forma, con la sua dimensione, perché? Ma perché questa è stata una scoperta, un'invenzione che hanno fatto i cinesi, pensate. Dunque, non più l'America che inventa queste cose meravigliose, ma i cinesi stanno arrivando velocemente. Questo dispositivo aiuta a mantenere la gestualità, addirittura il sapore, dunque tutto un insieme di cose che il fumatore ovviamente deve riempire, perché chi fuma oggi la sigaretta di tabacco ovviamente ha un compagno, una compagna che è la sigaretta, che lo aiuta a stare in compagnia, appunto, questa compagna di quella che è la sigaretta, che tutti i giorni ha appunto e che usa. Avendo diciamo così, un accessorio che può scimmiottare, voglio dire, la sigaretta un po' in tutto, dal gusto alla gestualità, appunto alla compagnia che le dà, a questo punto in realtà abbiamo visto che in buona parte, almeno dalle indagini che si sono fatte, come abbiamo letto e abbiamo portato avanti così con la nostra azienda, e in America ad esempio da una indagine governativa su 13.000 persone hanno constatato che una buonissima percentuale, più del 60%, con questo prodotto, con questo accessorio, è riuscita ad attenuare di molto quello che è il fumo, addirittura combattendone una grande parte. Ecco, questo è un qualcosa di importantissimo perché io vorrei ricordare che il fumo è dannosissimo per i nostri polmoni, lo sappiamo, ci espone al rischio di incontrare tumori, ma anche per piccole cose, soprattutto alle quali stanno attentissime le donne. La nostra pelle invecchia rapidissimamente, i nostri denti diventano brutti, per cui ci sono tantissime cose a cui fare attenzione. Allora un qualche cosa che possa veramente aiutare a mantenere quel piccolo momento di svago, quei 5 minuti che magari durante si lavora si vogliono prendere, ecco, forse può essere l'alternativa vincente. Io voglio solo citare il dato delle vendite in Italia. In pochi mesi dopo l'entrata sul mercato del dispositivo elettronico, 400.000 erano già stati gli acquisti, adesso stiamo andando verso il 1.000.000 di persone che usa la e-cigarette. Sono veramente tantissime. Allora cerchiamo di capire bene com'è il funzionamento. Abbiamo capito che non c'è un contenuto di tabacco, non è un qualche cosa che pian piano si incendia e porta a questo livello di calore nella nostra bocca, ma parliamo di vapore, perché noi il fumo, comunque una nuvoletta intorno a noi, la vediamo. Allora, come è fatto questo dispositivo e perché e se, anzi soprattutto, può veramente essere un buon alleato della salute o fare meno male di quello che fanno le sigarette? Beh, intanto partirei da cosa fa la sigaretta, che Sì, è veramente sì. una cosa fortissima, che se uno va a leggere che in realtà sono più di 4.000 gli ingredienti chimici che vengono messi dentro una sigaretta, di cui 60 cancerogeni. Ci sono delle ricerche veramente complete, fanno vedere quanto veramente fa male la sigaretta di tabacco. In un pacchetto
di sigarette, in un pacchetto di sigarette è come, queste sono cose che leggiamo quotidianamente, comunque basta aprire internet, in un pacchetto di sigarette c'è una tazza di catrame, per dire, in 20 anni di fumo si respirano 6 kg di particelle di polvere, poi dopo c'è il monossido di carbonio, l'arsenico, l'acetone, la formaldeide, il catrame che dicevamo appunto prima, l'ammoniaca, il polonio 210 che è una sostanza radioattiva e così, cose che si leggono normalmente su internet se vogliamo fare una ricerca. Fumare 30 sigarette al giorno equivale a 300 radiografie, per dire quanto è radioattiva, vuol dire questa sostanza all'interno. Dunque partirei da lì, la sigaretta fa malissimo, stanno demonizzando molto questa sigaretta elettronica, dietro non so se ci sono le major del tabacco piuttosto che il governo, perché le tasse sopra un pacchetto, sopra una sigaretta, sopra è del 70% della sigaretta di tabacco. Non so se c'è uno o se l'altro, ma però sicuramente fa molto, ma molto meno male della sigaretta di tabacco. Chiaramente, poi ovviamente sugli effetti ci sono degli studi in atto, però la cosa che è sicura è che del vapore acqua unito a degli aromi sicuramente è meno chimico e meno dannoso per il nostro organismo intero di quel che abbiamo detto che contengono le sigarette. È terribile. Allora vediamo subito a chi è rivolta questa nuova sigaretta elettronica. Perché, secondo me, è importante dirlo? Perché il fumo è un vizio che si sviluppa soprattutto da giovanissimi. Allora io vorrei rivolgermi ai giovanissimi che ci stanno ascoltando, che iniziano a fumare perché vedono che gli adulti fumano. E allora è qualcosa che non va fatto, che non va bene. E se proprio si deve, forse è meglio trovare un dispositivo che possa essere meno dannoso. Allora vediamo subito chi può fumare, anche i giovani o c'è qualche limitazione? Cerchiamo di capirlo. Intanto la sigaretta elettronica con nicotina, proprio l'Istituto Superiore di Sanità ha messo un vincolo, ha messo un veto, come nelle sigarette di tabacco, a 16 anni, credo lo stiano portando a 18 anni. Ecco. Dunque uno può fumare la sigaretta elettronica dopo i 16 anni, quelle con nicotina, o comunque può assumere nicotina dentro la sigaretta elettronica dopo i 16 anni. Dunque questo è già una limitazione importante, come la sigaretta di tabacco. All'interno, cosa che ho dimenticato prima, ci sono 3 sostanze, 4 in realtà. Uno è il glicopropilenico, che non è altro che un addensante che si trova dentro ai dolci, si trova dentro a qualsiasi cosa proprio che serva da rimanere denso, compatto. Acqua, glicerina e degli aromi naturali. Dunque il mentolo, se lei sintetizza il mentolo, lo rende liquido, lo mette dentro una sigaretta elettronica, fa fumo insieme al glicopropilenico. Certo, benissimo. Allora, abbiamo detto che ci sono delle limitazioni importanti. Lei ha citato anche della nicotina presente nelle sigarette elettroniche. Questo può essere forse un buon inizio per i grandi fumatori a lasciare l'assuefazione piano piano della nicotina, quello che poi ci lega così tanto alle sigarette. Una puntualizzazione. Allora, limitazioni che sono garantite perché questo tipo di dispositivo è in vendita attualmente soltanto in farmacia, per cui il farmacista può accertare l'età di chi lo andrà a comprare, magari dare anche qualche consiglio sul come utilizzarle, quanta nicotina si può mettere nella sigaretta e dopo quanto abbandonarla? 30 secondi finali. Questo è importante, non è venduto solo in farmacia dove in realtà noi vendiamo come azienda solo ed esclusivamente in farmacia, ma anche in tanti negozi. Come diceva prima, business che è cresciuto in modo importante, sono 1000 i negozi solo nel 2012 che hanno aperto. Ora, in farmacia c'è una persona delegata e dunque a dare qualche informazione anche sull'utilizzo e soprattutto invece in altri evidentemente un po' differente. Io consiglierei ovviamente anche un po' di parte di andare a comprarlo in farmacia perché c'è qualcuno che vi può consigliare. Una sicurezza in più. Ecco, pensiamo sempre che comunque la nostra salute è comunque un piccolo vizio che si va a sostituire, per cui forse è meglio essere più sicuri, avere più garanzie e magari anche chiedere un consiglio. Però io le faccio i complimenti perché questa è una grandissima innovazione che può cambiare la qualità di vita di molti, di tanti
molti fumatori, ma soprattutto sicuramente dei fumatori passivi che ringrazieranno infinitamente. Come io ringrazio lei perché il nostro tempo a disposizione oggi è finito, ma lei ha così tante idee che io vorrei già rinvitarla settimana prossima, torna qui da me. Benissimo. E allora, con lei l'appuntamento settimana prossima con voi è tra pochissimo, subito dopo la pubblicità parliamo di medicina estetica, per cui state qui, a tra poco.